Ieri va della giornata, Vasarino un'eridade, con bravura io tal dis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in te chiazute, ascoltarino une storiute, conti su se mostri, ogni di si fa così, tutto il miedo gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, tutto il miedo gran furlan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma e non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma. Letturis scenicis par Furlan. Morars. A no son pi i morars, d'onghi aiagars in fila, e la notte dai chiamps a no si ferma pi, sotto un quartin scur par fa la fuoia. Ma un frut scondut par zora un chiar al rit, col vuli clar in spesa si sint a nassi in bocchia il gust di Nassaresa. Bravo! Bravo, Desiree! Mia, yeah. Desiree. Brave! Oh, Daria, gracis, gracis unevore. Pariesi vignude a viodimi. E gracis anche a voi altri fruts. Viodius tal public mi ha fatto subit sta mior. Bellissima è la poesia di Eddie Bortolussi. Tu hai una bella idea? Ma perché tu sia il giudice proprio che? Beh, perché che alle plen di morars toratordino. Difficil no pensa a loro. Alle l'arbul dal paesaggio agricol Furlan. Oh, tu hai da buon raison, Desiree. Di fatto, il non morar tal Furlan è diventato il modo per indicare tutti gli arbori, come la rose, pes rosis. Pense che il non morar al derive de parole latine morus celsa, che ven dal celtic mor, che al vuol di neri. E perché neri? Perché che gli smoris dal morar a son neris. E pense che i latins, per non fa confusione con chi è dai baras, li han clamadis morus celsa, o ben altis. Se buinis lis moris dai morars. Dal morar, però, non si mangi in domi gli smoris. E è vero. Una volta in Friuli, ieri in Cettanchi, allevaments di cavaliers e si urdeva di mangiare proprio la fue di morar. Orpò, non sapevi che parlare che a Val i cavaliers avevano bisogno di mangiare gli sfueis. Tu mi fai smasserini. Ma no, i cavaliers non sono che i cavan a chiaval. I cavaliers sono insetti che per italiano sono i bacchi da seta. Ah, vero, vero. Avevi studiato dal sussidiari di scuole che i cavaliers sono arrivati in Friuli tor dal 1300 e ieri una forma di economia importantone per i contadini. Sicuro, Desiree, perché producevano la sede. E c'è molto? Allora, il cavalier
si involuce in un filamento di sede che iven fur de voglie. Al crecusi la sua chiasute, o ben la galette, partalian, bozzolo. Quando la galette è finita, si le mette a chialde per arrivare a avere il fil. Con un spaccettin si le sfre e poi si disvoluce il fil. Per finire con una macchina si lavora il fil di sede grese. Com'ò alle pronto per diventare tessuto. Mi ora allora chiappa su qualche fue di morar, così so che attin qualche cavaliere a tor. Sicuro, e stam che ducchi arbui in Friul a son anche morars. Gioino insieme, Desiree. Tacchin. Fasin un giug. Viodin se ses boins di riconosci in ons di kesk arbui. Secondo Waltris, qual is altra kesk il rol partalian quercia? Il rol aliere chest. Veso indovinat? Benon. Qual is altra kesk arbui il chiariesar o ben quel che aldalis chiariesis? Il chiariesar alle l'arbul duts florit color di rose. Passin a un altri. Qual is il pol partalian pioppo? Bello chi il pol? Com'ò il giug si fa più difficile. Qual is l'aiar? Esat fruz, chest alle l'aiar ros, culis fueis rossis. Desiree, ma conoscevi il nome di ducchi questi arbui? Io non sapevi che il nome Aiar al fos il nome par Furlan da Lacero. Pensi che io credevi che alle l'arbul fat di aiar. Dammi chi la tomanute, che ti conti una storiute di un mondo plen di magie, di amis e fantasie. La principessa e Ghiatte. E ieri una volta una principessa di non Sofie, che viveva in tal chistiel di Ruvigne con i suoi genitori, il re e la regina. Una domenica, per occasione del suo compleanno, la regina gli ordinò a Sofia di mettersi il vestito color di rose. Ma la principessa, di risposte, e tacca sta i piz. Non mi piace il vestito color di rose, o vuoi mettermi che il celeste? E gridà, ma che il celeste non l'è soppressato, e il soppressa le biel che rot, gli spiegò la regina. Ma non bastà per far cambiare idea a Sofia. E così, e domandà ai famule di la su petor, per domandare al mag di prestare il so. Ma che parenzione, o hai une fuffe nere dal mag? E rispondè la sierve. Po ben, allora olare io, e disse la principessa. E dopo vedit chest e taccala su. Dopo passe 150 stialins e arriva in som de tor. E con pass fofs si incamminà vers la stanza dal mag. Di là che si sentiva in saltafuro rumor stramps. La porta de stanze e ieri vierte. E Sofia arriva entra dentro e applatassi so de taule senza fassiviodi. D'ogni dal fug e ieri una grande chialderia,
con dentro di tutto. Codis di suris, lenghis di croz, pel di diat, ongulis di strie. Chialansi benator, Sofie e ol mal suppress, e Lucia passù di corse. Ben plank e torna in daur, pari e sì, ma cence volè e fasè colà un libri partiere. In che il mag si voltà a colpe le squaià. Tu has avut tante olse di entrare in chiesa me, picciole smorfiosute, altonà. Come ti fasione, bielle? Ti muderai in tu neghiate, e fin quante qualchidun non ti disarà, Sofia, io ti perdoni, no tu poderas tornare fantate. Il mag, allora, al proferì la formule magiche. Otis pocis, surisca somein stris, cu la lenghe di crozzi fas dutto un svuacarot, di pel di diatte e abbondance, che tu sgnaulis dal chiav finte panze. E, in quattri e quattri vot, la principesse e diventà une biele diatte nere. Intanto la regina, che non le deve tornare, e ieri la da Cirile. Ma quando che arrivà in te stanze dal mag, non chiatà nessuno, se no la diatte, che appena che la viodè, il le donghi sgnaulant. La regina e provò più volti s'acclamà Sofie, ma non vei risposte, e tornata al palazzo, tutte sconsortate. Anche la diatte e le daur, ma stant che sgnaulave sempre, la regina si inrabbiò e le buttò fuori al barcone. La principessa e lei apparase in te chiase d'oglie, egli entrà per un barcone in sfese e le drette in cusine, t'accanta sfreolassi intor des gambis di lise la parone di chiase. Viota chi c'è bielle tuie, e dise Elise, proprio come soi restate cence ghiaz, tu mi fasaresti su nevore di compagnie. Si sbassà per chiarecciale, e in quel arrivà a lei la targute. Sofie, Sofie, tuos non, ben o hai gust di savelu. Tal doman e per ducci dische a vinirin, la diate e fase dome di spiezza il suo parone. I rovinà un biel fular di sede, e sgrifà gli stendis, poi disfà un glimuccio di fili. Ma Lise, che ieri buine come il pan, non si inrabbià neanche une volte. Une buinore, però, la diate le disore in te chiamere, lì che ieri la figlia di Lise a dorminte scune, e sgriffà tutte la musute. La fruttina taccava i disperade, e quando la Mari arriva dentro, e viodè il malfat, e gridà a ediate. Brutte besteate, non fossi sto mai venuto in queste chiase. Ma istes non arrivà a dare neanche un pataf. Qualche tempo dopo, sozzere, la fruttina ieri che dormiva in te chiamare, col barcone in sfese. Di colpo, un buff di aia lo spalancà, pleando la flamme dei candele intorno al vel che altaponava la scune. La diatte viudù ciò che stava succedendo e lei in son destialis e t'accasgnò là più fuor che podeva. Lise corre su di corse e arriva ad ora a salvare la picciole e a distudare il fuoco. Poi e chiappa passuta al braccio la diatte e dise: ben, Sofie, io ti perdoni. Tu mi has fatte diventare matte, ma se non fosse stat per te, la mie frutte sarei sbrusate. In quel, une luz stranie ma biele chialde, e emplà la stanzie, e come parenchiant, la diatte tornai essi une principesse. Lise non arrivava a credere ai suoi voi, e Sofia allora contà tutte le storie, ringrazianle di vele liberate da striamento. La principessa podè così tornata al suo palazzo, che tal domani si emplà di inti vignude per fai fieste. Di che di lì la malinconia e fodome un brutto riquart, e tutti a tornare in essi contenti.
L'alfabet de lenghe furlane. CH di cheche, ma anche di chilogram, chest, chirurg. GH di ghitare, ma anche di ghiribich, ghitti, Gepard. C ilung di chiang, ma anche di chistiel, chialt, cioccolate. Ghi ilung di ghiat, ma anche di ghiacche, ghionde, gambe. Gn di gnotul, ma anche di gnece, gnot, gnogno. Oh, vedi cavigli! Peccato che non tu sei venuta a sentire a teatri Desiree. La sua interpretazione è stata meravigliosa. Poi dopo per strada ho visto fevelà di arbui, di morars, di cavaliers. Pensa, i morars a fevelin. No con no, ma tra di loro. Avevi collegati in una rete fatta disegnare i chimici che si trasmettono mediante des loro lidris. Lo hanno scoperto che non è tanto i biologi e i studiosi des foresti, tanto che la canadese Suzanne Simard. E pensa, gli arbui fanno anche musica. Sì, esiste un dispositivo che grazie a due elettrodi posizionati sugli sfueis, al convertis le variazioni elettriche des plantis in notis musicals. Provino a viodisse anche l'arbol di mamma al suone? Mamma. Ieri va della giornata, Vasarino le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parincamis, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, con disgiux e mostiri, ogni di si